Buonasera signor Matranga, Buonasera. le volevo dire complimenti per i video che fa perché Grazie. sono troppo forti. Con l'ultimo video io sono morta, mia madre è morta Ma- pure e mia nonna si è pisciata addosso. Ma in che senso? La prego di continuare. Ma come faccio a continuare se ci sono due morti e un incontinente? Ma poi soprattutto tu da dove mi stai messaggiando? Dall'aldilà. Quarto posto! Shiro, ma nelle tue zone un bed and breakfast lo riesco a trovare per venerdì? Tony, ti trovo un bel breakfast, un bed and breakfast, capito? Un break and breakfast che ti danno tutto. Ho capito che mi danno tutto, ma il bed and breakfast c'è nella tua zona? Qua ci stanno i bed and breakfast. Ora capisco l'esigenza di chiamarlo B&B. Terzo posto è tutto italiano. Il Ferrari Day chiamano un orientale a cantare l'inno. Che schiava di Roma, Dio lo creò, fratelli d'Italia, l'Italia del Zeta, Italia? l'Italia del Vito, L'Italia di Vitto? dove la vittoria, l'Italia si desta. L'hai detto? Stringiamoci forte, stringiamoci forte. No, non siamo pronti alla cosa. Alla morte, Italia creò. No, l'Italia non creò nulla. L'Italia chiamò un orientale a cantare l'inno di Mameli e le mani non andarono sul cuore, ma tra i capelli. Secondo posto ha del paranormale. Buonasera, vi volevo dire una cosa, io tenevo a mia nonna, no, che praticamente quando ci facevano male i calli, lei diceva subito che poi veniva il maletempo perché ci faceva male i calli e doveva piovere, e che il piovere pioveva. Veramente. Poi io penso che ho avuto pure io questa eredità, però un fatto particolare perché a me ieri mi facevano male i calli, mi bruciavano come un fuoco e dicetti però non piove, come mai? Perché non ha nessuna eredità, signora. Nonno. E invece poi ragazzi ieri sera poi è venuto il terremoto, io Ma- poi la seconda l'ho sentita. Ma che cosa ho capito? Ho collegato tutto quanto, che io ho avuto l'eredità della nonna, però poi non per quando il tempo non è buono, ma secondo me quando viene il terremoto. Mo mi volevo avvisare che io bene bene non sto, un poco di bruciore ce l'ho e allora voglio mettere a disposizione dell'umanità proprio questi miei calli, no? Cioè, signora, lei vuole mettere a disposizione dell'umanità i suoi calli? Ma signora, onestamente mettere i calli a disposizione della gente mi sembra un po' troppo, capisco che lei lo fa insomma per l'umanità, però in questi casi se vuole fare qualcosa chiami la protezione civile, anche perché per esempio anche io ho dei calli nella mano destra che adesso non le sto a spiegare per quale motivo ce li ho e come me li sono fatti, però dico non è che io i miei calli li metto a disposizione di tutti, cioè ognuno si faccia i calli suoi. Ho posto un vecchietto davvero geniale. Pronto? Salve, sono Giusy, la contatto la chiamo dall'Italia. Il signor Sì, la contatto signor Ivo per proporle delle promozioni sulla rete fissa di casa e internet a casa. Lei utilizza la rete fissa? no, non ce l'ho da tanto la rete fissa. Per internet? Internet sì, ce l'ho con il wifi. Con quale gestore ce l'ha? Nessun gestore perché mi attacca alla signora di sopra. Ah, quindi utilizza la rete del vicino. Eh sì, dopo... Vuole attivare una linea sua? No, non pago niente. Quanto mi fate voi? Se mi fate meno di 29,90? niente... Meno di niente. Allora. Vediamo il pacchetto TV. Non è una buona proposta. Già per quello. Guardi, io mi attacco alla signora di sopra e poi la pago in natura come posso. Detta così però equivoca la frase. No, in natura, nel senso di do, siccome io sono la campagna, do le zucchine, do i pomodori. In questo senso, no, per l'amore di Dio. Vabbè, praticamente lui per avere un po' di wifi si attacca alla signora di sopra e la signora di sopra per avere un po' di natura si attacca alla zucchina di sotto. E così si conclude la classifica di questa settimana, ma cosa abbiamo imparato? Musica.
Abbiamo imparato che se continuo a fare questi video, la gente oltre a soffrire di incontinenza potrebbe anche morire. Ma a me non me ne fregherà un callo, perché io sarò nel mio Sbredde Sprackfest a Napoli ad ascoltare l'Italia di Nitto, aspettando che la signora del piano di sopra venga a prendere la zucchina di sotto.